Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, sabato 7 di giugno dell'anno del Signore 2025. Con me l'immenso Alex Cereda, che oggi sarà il nostro inviato speciale. Dove vai, Alex? Che io ho già la collina in bocca. Intanto stiamo vedendo le foto. Buongiorno a te. Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e i tecnici di radio. Allora, sono stato invitato come ogni anno dal responsabile del club a cui appartengo, Cuore Sportivo, un club dedicato agli appassionati di Alfa Romeo, a una manifestazione che ormai siamo già al quarto anno, praticamente il Grand Prix storico di Roma. È un evento che spesso viene organizzato al Foro Italico, Stadio dei Marmi, quest'anno, dove vari appassionati d'Italia, ma anche dall'estero, vengono con le loro auto, ovviamente auto storiche di tutte le marche. L'anno scorso c'erano Ferrari, c'erano Maserati, c'erano Lamborghini, c'erano Porsche. Certo, gli occhi, non dico, attiravano più le Alfa Romeo, non perché siano speciali, ma perché essendo innanzitutto numerosi e poi è un'auto che storicamente ancora ha il privilegio di essere, tra virgolette, economica, quindi si può acquistare ancora una Giulia, un'Alfetta degli anni 70, 60, tra virgolette a buon prezzo rispetto alle le più prestanti e blasonate Lamborghini, eccetera. Ma anche perché il cuore italiano batte Alfa Romeo, non c'è niente da fare. Ho letto tempo fa una statistica che dicevano che l'Alfa Romeo ha più notorietà nel mondo che la Ferrari. Non nel senso che è più nota, è il marchio che più come brand è richiesto. E questo lo confermava anche Arturo Merzario. Continuando il discorso sul Gran Premio storico, dobbiamo dire che questa bella manifestazione è ideata e promossa da Stefano Pandolfi, che è il presidente dell'associazione Orgoglio Motoristico Romano. L'appuntamento è da 4 anni, diciamo così, puntuale per la storia del Made in Italy a 4 ruote, concentrato ovviamente maggiormente sulle vetture, sui piloti italiani, ma quest'anno ci sarà una sorpresa, anzi tra le sorprese ci sarà l'ambasciatore del Brasile che parlerà e ricorderà uno dei più grandi piloti al mondo, che è Ayrton Senna, purtroppo deceduto diversi anni or sono con un brutto incidente durante un Gran Premio di Formula 1. E sarà esposto anche il suo casco originale. Molto bene. Quindi è una cosa, ci sarà la presenza ufficiale dell'ambasciata del Brasile e sarà sicuramente un momento di grande emozione. Questo sarà proprio oggi, perché la manifestazione si divide tra il 7 e l'8 giugno. Oggi, dalle 17-18 in poi, e domani mattina dalle 10, 9:30, 10 in poi. Quindi divisa in 2 momenti. La domenica è dedicata interamente quasi interamente all'Alfa Romeo, perché si celebra il centenario del primo trionfo nel campionato mondiale di questo marchio, quindi nel 1925. Per l'occasione avremo nuovamente, come gli altri anni, il grande Gianluigi Picchi, mio carissimo amico, che sei in onda, saluto affettuosamente e che vedrò in questi giorni, e il grande Emanuele Pirro, un pilota di grandissimo valore anche in Formula 1. Ricordiamo per esempio Picchi vinse il campionato europeo turismo, Pirro ha vinto
in varie categorie e continua a correre e portare in alto il nome Alfa Romeo con le storiche anche a Goodwood. E poi ci sarà Roberto Farneti, che è un ex protagonista in Formula 2 e Formula 3, quindi insieme si farà una parata di Alfa Romeo come gli altri anni, quindi dedicata principalmente a questo marchio, e insieme agli altri marchi storici italiani, Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Lancia e Abarth. Perché ricordiamo, gli altri anni, almeno quest'anno non lo so, sono stati accettati anche altri marchi in alcune giornate della manifestazione. Quest'anno credo che sia particolarmente concentrata sui marchi italiani. Ci saranno veicoli storici straordinari, anche quelli dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, del Museo Storico dell'Esercito, che per tanti anni e anche adesso utilizzano auto o Alfa Romeo, ma già i Carabinieri e la Polizia, già dagli albori, quindi negli anni 50, avevano come mezzi le Alfa Romeo, che non erano semplici utilitarie, ma erano più indirizzate a un mercato medio-alto, sia per la qualità del prodotto, sia per le prestazioni, sia per il blasone del marchio. Certo, infatti. È proprio questo il punto. Era uno status symbol, era un segno di distinzione comprare un Alfa Romeo, che significava anche avere una certa visione della vita, delle cose, del modo di essere. È uno stile di vita che si cerca di rievocare con le manifestazioni per le auto storiche, però proiettiamoci nel periodo degli anni 50, 60, 70. Io ho vissuto gli anni 70 da bambino, quindi gli anni precedenti no, ma avendo avuto mio nonno o parenti o amici dei miei familiari avere Alfa Romeo, mi raccontavano come ti distinguevi. C'era il lancista e c'era chi invece amava l'Alfa Romeo. Si distinguevano uno per la sportività, l'altro per l'eleganza, però acquistare Alfa Romeo, a parte il costo, che comunque era il triplo, il doppio di una buona utilitaria, allora l'Italia stava bene, ma non era poi così ricca di imprenditori. Girare in Alfa Romeo era un prestigio, assolutamente un prestigio. Io nel mio piccolo mi ricordo sempre, nel mio quartiere, io quando sono nato mia mamma ha avuto le doglie dentro una Giulia di famiglia. Quando tornavamo a casa, tutti i bambini del quartiere, che erano i miei coetanei, correvano dietro la macchina, la nostra auto, perché chissà, nella fantasia di un bambino, un Alfa Romeo già da allora era un'auto un po' particolare. E allora l'Italia, per carità, viaggiava con la 500, con l'850, con anche altri marchi, ma Alfa Romeo Giulia era un'auto ambitissima, e anche adesso, dovunque la vedi, anche se raramente una Giulia d'epoca o comunque un Alfa Romeo d'epoca la incontri per le strade, ti volti a guardarla meravigliato. Quindi questo Gran Premio storico sarà anche per ricordare, oltre che tanti piloti, anche questo marchio che ci fa battere forte il cuore, e in un mondo in cui i valori sociali si stanno completamente perdendo, lo dico veramente con grande amarezza, l'Alfa Romeo, almeno per me, ma anche per tanti altri appassionati, rappresenta ancora un simbolo di un'Italia e di una socialità, di un'unione, di una passione che purtroppo si è persa. Alex, è appena arrivato un messaggio da parte, una zappa al 340-670-9659 di Paolo da Brescia. Paolo si tratta bene, perché mi ha mandato anche questa bella foto del suo Spider ultima serie, e in particolare mi scrive: ciao Antonino, sempre avanti, una domanda curiosità. La mia Spider ha un pedale acceleratore molto stretto, e per il tacco punta volevo chiedere anche a voi se è così anche su altri modelli di Alfa Romeo. Grazie, vi ascolto sempre. Paolo da Brescia. Per la mia esperienza personale, le Alfa Romeo che ho guidato, sia storiche che diciamo più recenti, inclusa anche la mia 166, hanno tutte l'acceleratore diciamo così stretto o sottile, se volete. Alex, tu? Ma guarda, nelle storiche c'è da fare una distinzione.
pedaliera bassa, pedaliera alta. Io Nello parlo stile in ovviamente di pedaliera particolare alta. che ho guidato tanti anni fa, mi ricordo che comunque la pedaliera è leggermente più stretta per via del tunnel, quindi possibilmente non è che sia impossibile, ma ci vuole un po' di abilità e comunque sempre se necessario fare questo tipo di manovra, che comunque ci si riesce in tutte le auto, a quel punto anche nella 500 ci si riesce. Nell'Alfa Romeo ha il vantaggio, come in altre auto, in alcuni modelli essere un attimino più vicini, quindi essere più pronti nel cambio e soprattutto nella frenata e nel sincronizzare il cambio. Quando tu guidi un'auto da corsa, la cosa più ideale è non utilizzare la frizione, almeno in salita, cioè nel salire nelle marce. E quindi avere la pedaliera molto vicina, sentire il giro del motore, poter spostare il piede facilmente, aiuta senz'altro. Non so se esiste una regolazione da fare, ecco, visto che si trova, se ho ben capito, in Nord Italia, potrebbe contattare i nostri amici delle officine Balduzzi e perdonami se in questo momento non ricordo, Il garage Gasparri di Legnano. il famoso garage Gasparri, per avere maggiore informazione se è possibile fare una regolazione fine, eccetera. Comunque, se ha quel tipo di impostazione, non è una modifica, ma è un'impostazione tipica dell'auto. Poi, se io ho un piede 45 o un piede 38, questo può anche cambiare. Però, per mia esperienza personale, il puntatacco, che poi si può fare anche piegando il piede lateralmente, lo dico con certezza perché da ragazzo una cosa che facevo, e meno male che ormai sono passati parecchi anni e non posso essere denunciato, è guidare con i piedi invertiti. Era una cosa molto Mamma difficile. mia. Sì, per E me è una perché? cosa, e per me è per un divertimento, per una sfida, perché quelle imbecillità che fai da ragazzo, Ecco. che sei imbecille, nel senso che non conosci il rischio, pensi di essere immortale e fai quella guida. Allora, siccome mi piaceva mostrare agli amici questa abilità, avevo imparato a guidare invertendo i piedi, che è molto difficile perché tu devi capire, devi sezionare la sensazione, la destra diventa la sinistra la destra, ma con la diversa pressione. Quello poi mi aiutava perché quando salivo sui kart ero più abituato, ma soprattutto per la sensibilità. Non lo fate, non lo Appunto, non lo fate. fate. Non lo fate perché a me è andata bene, ma più volte mi è partita la macchina e sono riuscito a fermarla per puro miracolo, perché appiccicarvi al muro è molto facile, molto, molto facile, soprattutto in Esatto. questo modo. Ci ho riprovato qualche anno fa dentro un cortile, sono riuscito a rifarlo, però dico, questa è l'ultima volta, chiudiamo questo esperimento. Quindi può consultare qualunque officina Alfa Romeo. Noi abbiamo questi amici che sono molto appassionati e che curano moltissimo le auto storiche, dove il nostro amico può rivolgersi. Tornando al discorso del quarto Gran Prix di Roma, ci sarebbe tanto da dire. Ci tenevo a sottolineare, perché il fratello per me è stato uno dei più grandi piloti di Formula 1 e che io seguivo da bambino. Ho anche conosciuto Don Luigi Allodi, che è un personaggio mitico e molto amico di Clay Ragazzoni, era molto amico di Clay, Sì. ha fondato anche un museo, che sarà presente Giordano Ragazzoni, che ho nella mia amicizie su Facebook. Ovviamente sarà ricordato il fratello, le varie vittorie che ha avuto, la sua carriera che nonostante poi il problema fisico che lo ha portato in carrozzina dopo un incidente, ha continuato a correre. Voi immaginatevi la Parigi-Dakar in carrozzina, cosa significa? Ecco. E sarà ricordato Clay, ci tenevo a dirlo, tra i tanti interventi, perché sicuramente molti nomi li sto dimenticando. Ricordo la madrina che vedo ogni anno, Anna Fendi, e rivedrò ovviamente il nostro amico Gianluigi Picchi e tanti altri personaggi e amici del club Cuore Sportivo, che mi hanno gentilmente invitato, nonostante il numero limitato. Io mi sento ogni volta onorato, credo di ricevere più di quello che probabilmente merito, o comunque non lo so. Per me essere presente a questa manifestazione è qualcosa di veramente orgoglioso, sia a nome della trasmissione che
con cui collaboro, che è il nostro garage dell'Alfista e che è presente nella mia persona al 4º Gran Premio di Roma, ma soprattutto anche per il Club Cuore Sportivo, che ogni anno mi onora del suo invito e che insiste affinché ci fosse la mia presenza e la presenza della Giulia stradale che porterò, la Giulia stradale 1003T, che ha ricevuto tempo fa, anni fa, una totale revisione dai nostri amici Cesare e Ombretta dell'Officina Balduzzi, con una piccola preparazione estetica e una perfetta messa a punto del motore che rende quel 1300 molto prepato, molto prestante e divertente da guidare. Senti, per concludere allora, dove eventualmente i nostri ascoltatori ti potranno trovare in questo weekend? Allora, da sabato e domenica 8 giugno, sabato 7, domenica 8 giugno, allo Stadio dei Marmi, che è presso il Foro Italico di Roma, penso che tutti conoscono, comunque è facile arrivare anche dal raccordo. C'è un ingresso apposito per le auto che sono esposte e il pubblico può, ovviamente lasciando i mezzi fuori le recinzioni, può intervenire entrando all'interno della manifestazione oppure vedere esternamente nell'anello del Foro Italico. Poi faremo dei giri con le auto e saranno presenti, ricordo, una decina di Formula 1 storiche di grandissima importanza. Ci saranno monoposto anche di Formula 2, Formula 3, i prototipi, auto da rally, turismo, le auto dei carabinieri, i già citati polizia, esercito, e poi i club di marca maggiori, tra cui ovviamente in primis Alfa Romeo, la Ferrari, la Lancia, l'Abarth, un marchio assolutamente straordinario, Maserati e anche Porsche. Credo che ci sarà anche qualche Ferrari, però adesso non ho l'elenco degli iscritti e non posso, cioè, confermarlo ufficialmente. Quindi vi aspetto tutti quanti dalle 17, che è l'apertura ufficiale con il posizionamento delle vetture, il sabato 7 giugno, e domenica alle 10 all'apertura della seconda giornata, e ci sarà anche un'introduzione a quella di Elisabetta Caracciolo per la giornata di domenica di domani. Quindi troverete anche l'elenco del programma delle manifestazioni su internet nei vari siti, e quindi vi sarà facile poter partecipare. Vi aspettiamo numerosi, come ogni anno. Molto bene, allora grazie caro Alex, grazie a tutti, ci ritroviamo tra una settimana e che dire di più, se avete voglia siamo sempre qua. Grazie per essere stati con noi, un saluto anche a Sveva, la nostra castellana che ci ha permesso di andare in onda. Grazie a tutti e the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Forza Alfa, buona giornata. Avete ascoltato il